A fine ottobre sono stato invitato a un evento di Veneto Spettacoli di Mistero, una rassegna dedicata ai misteri e alle leggende del Veneto. Ho potuto così scoprire la storia del caffè Pedrocchi da una prospettiva diversa, quella dei suoi protagonisti, il fondatore Antonio Pedrocchi, l'architetto Giuseppe Iappelli e il critico Piercarlo Leoni. Pedrocchi, per creare un grande edificio che occupasse interamente il lotto triangolare che negli anni ha acquistato, incarica Giuseppe Bisacco, ma non contento del risultato chiama il famoso architetto Giuseppe Iappelli. Iappelli, vi ricordate che cosa vi dissi quando, possiamo dire, cominciò? Vi dissi che dalla vostra mente fervidissima avrei voluto il più bel caffè della terra. Il piano terra viene completato nel 1831, mentre il primo piano, con ogni sala in uno stile storico diverso, viene inaugurato nel 1842, in occasione del quarto congresso degli scienziati italiani. Il conte Piercarlo Leoni critica però Antonio Pedrocchi, definendolo Egli quantunque brutto della bruttezza di Socrate, non ardì mai sospingere il proprio intelletto a tali ardue discipline. Nel 1852 Pedrocchi muore, ma il suo nome vivrà per sempre, mentre quello di Piercarlo Leoni oggi è ricordato solo da pochi. Potete anche voi scoprire storie e leggende partecipando a un evento di Veneto Spettacoli di Mistero, un festival realizzato da Ompli Veneto e promosso dalla Regione Veneto. Il festival si svolge ogni anno da fine ottobre a fine novembre in tutta la regione. Consultate il calendario su spettacolidimistero.it.